Alla presentazione della lista popolare autonomisti c'era anche l'ex senatore Raffaele Stancanelli, uomo da sempre appartenente alla destra storica catanese, eletto all'Arsi nel 1996 con oltre 6.000 voti di preferenza fino al 2001, allorquando divenne con il governo di Salvatore Cuffaro assessore al lavoro e alla formazione. Nel 2000 fu scelto come senatore della Repubblica nelle file del PDL e alle amministrative del 2008 anche come sindaco di Catania. Aderisce quindi al partito di Fratelli d'Italia, della Meloni e di La Russa e nell'ottobre del 2011 si dimette da parlamentare per optare alla carica di sindaco, essendo le due incompatibili tra loro. Nel settembre del 2015 aderisce e sposa totalmente il progetto di Nello Musumeci, diventerà Bellissima, fino a seguirlo nella sua evoluzione fino a oggi. Io sono qui perché sono stato invitato dall'amico Roberto Di Mauro assieme a Nello Musumeci. Noi abbiamo organizzato da 2 anni e mezzo a questa parte un grande progetto civico attraverso Diventerà Bellissima, che ci ha messo nelle condizioni di portare alla candidatura di Nello Musumeci, che è l'ideatore e il presidente di Diventerà Bellissima. E ovviamente noi non possiamo non guardare anche con simpatia a tutte le altre esperienze che hanno composto negli anni il centrodestra e che purtroppo si sono disgregate nel corso dell'ultimo quinquennio. Non possiamo che guardare con simpatia, dicevo, alle esperienze di ricompattazione del centrodestra, e il centro all'interno del centrodestra ha avuto sempre una sua funzione e siamo certi che l'avrà anche con il governo di Nello Musumeci. Quindi la mia presenza assieme a Nello stamattina è un dire grazie a tutti coloro i quali hanno aderito a questa nostra proposta di governo in discontinuità di Nello Musumeci alla Regione siciliana, e ci auguriamo che questo percorso possa andare assieme nell'interesse della Sicilia. Anche se ci sono state diverse difficoltà a unire le varie anime del centrodestra, in particolare anche con Forza Italia, con Miccichè, stiamo vedendo anche qualche giorno fa c'è stato qualche contrasto per la nomina di assessori, Armao, insomma dico, ci sarà questa Pax anche nel futuro in caso di vittoria, o si andrà sempre all'ennesimo scontro all'interno delle varie anime di uno schieramento politico, come lo fu così per Crocetta, lo potrà essere anche per Musumeci? Io mi auguro che questo non avvenga, però abbiamo due figure diverse di personaggi politici. Crocetta è quello che è, ormai i siciliani lo conoscono, Musumeci è una persona seria, una persona autorevole che sa quello che fa e sa qual è il suo ruolo di presidente. Chi in questi giorni nomina assessori non sa o fa finta di non sapere che gli assessori li nomina il Presidente della Regione, le deleghe le dà il Presidente della Regione, quindi tutte le polemiche stanno a zero. Quando si governa con serietà, e Musumeci ha dimostrato, quando è stato per 10 anni Presidente della provincia di Catania, che faceva valere il suo ruolo, la sua autorevolezza, dava tutto ciò che era necessario che fosse nell'interesse della coalizione, utilizzava gli strumenti legittimi per tenere unita la coalizione, ma non ci sarà nessun politico che si possa mettere in testa che travalicherà le competenze e la responsabilità del Presidente della Regione. Musumeci è altra pasta.